Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. A pochi passi dal Duomo di Milano noi siamo qui in questa piazza che è la Piazza dei Mercanti. Fra qualche minuto ci trasferiremo naturalmente alla Fiera di Milano, BIT di Milano, un'altra puntata dedicata per l'appunto a questa grande fiera del turismo, e siamo voluti partire da qua anche perché questa è una piazza un po' particolare, perché vedete, questa è la Piazza dei Mercanti. Si dice che praticamente i mercanti, quando si vendeva, quando c'era il mercato, parlavano da una parte all'altra del mercato, semplicemente avvicinando l'orecchio. Questa è una delle particolarità per l'appunto di questo spazio in cui una volta, tanti anni fa, per l'appunto si faceva il mercato. Bene, ci trasferiamo alla BIT di Milano, alla fiera, l'appuntamento è a fra qualche secondo. State con noi. Nord Sardegna significa ambiente sano, pulito, boschi, siti archeologici importantissimi. E allora, visto e considerato, non mi dilungo, che abbiamo qua il principale artefice di questa iniziativa, l'assessore Gianetto Satta, io direi di sentire da lui direttamente qual è la finalità ultima di questa iniziativa. L'assessore, un applauso. Grazie all'applauso, passiamo a ciò che noi andiamo a presentare. Innanzitutto voglio dire che lo facciamo noi, la provincia di Sassari, ma con i comuni di quella zona e con soprattutto le comunità montane. Per esempio vedo il sindaco del comune di Ozieri e penso ci sia anche il presidente della comunità montana numero 1, amministratori vari di Bologna. Io le inviterei a venire qua vicino a me anche per supportarci in questa iniziativa. Quindi gli amministratori di quel territorio possono venire qua a fianco a me a dimostrare anche la compattezza di un territorio che si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano cercando di mettere in campo tutte le risorse. Vogliamo dare un messaggio forte al mercato del turismo, dire che la Sardegna non è solo mare, che la Sardegna ha un interno eccezionale, fatto di un territorio di eccellenza che ha tanto da offrire, e gli amministratori in prima linea, ma assieme agli operatori turistici, sono impegnati per valorizzare queste risorse, per mettere in vetrina queste risorse. Io devo portare veramente i miei complimenti alla provincia, alla regione Sardegna, perché ha saputo mostrare quali opportunità e i valori che noi abbiamo, sia dalla cultura, dalle tradizioni,
ma soprattutto della nostra storia. Oggi questo padiglione mostra il patrimonio più bello che noi abbiamo e quindi io sono qui per dire andiamo forte col turismo, riscopriamo tutti i percorsi e tutte le opportunità che appunto la Sardegna così bella può dare veramente alla gente, riscopriamo ogni angolo e quindi io sono qui anche per sostenere il turismo del Nord Sardegna per intero, anche nelle sue zone inesplorate. It's hard for me to say I'm sorry. È evidente da questi due interventi precedenti la voglia, la volontà, la caparbietà dei sindaci del territorio, ma soprattutto dei sindaci della provincia di Sassari, di unire le proprie forze per far conoscere in maniera determinante questi nostri territori che, come è stato già detto, hanno veramente delle peculiarità culturali e enogastronomiche eccezionali. Quindi qui si tratta di unire le forze anche l'anno 21, credo che vogliamo lavorare insieme in sinergia con la Regione Sardegna. Credo che oggi la Sardegna stia onorando alla grande questa borsa internazionale del turismo. Centinaia di visitatori quest'oggi che hanno affollato gli stand della regione, della provincia e dei comuni di tutta la Sardegna. Per noi è un orgoglio ricevere così tanti amici e tanti visitatori nei nostri stand, informarli sui nostri prodotti, sulle nostre tradizioni, sulla nostra cultura, su quello che la Sardegna sa offrire.